Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Io sono Benny, ragazzi. E io sono Sonny, carissimi ascoltatori. Benny, perché non hai fatto l'introduzione salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus? Ma l'ho fatta soltanto che la sentiranno soltanto appunto i nostri ascoltatori, perché sostanzialmente io adesso monto tutto in post-produzione, ecco perché io ci tengo alla qualità, caro Sonny, come sai. Ma questo lo sappiamo, infatti i nostri ascoltatori che già hanno visto anche la puntata uscita lunedì su YouTube avranno apprezzato che abbiamo acquistato 10.500 euro di microfono Blue Yeti, perché il caro Benny mi ha massacrato col concetto di qualità, che è anche un concetto presente in una serie televisiva che abbiamo apprezzato molto, che è quella di Boris, dove però questa qualità poi è stata un po' skippata. Qualità. A noi la qualità non ci piace. Dai. Comunque, caro Benny, finalmente siamo di nuovo qui per registrare di nuovo, la seconda volta, una puntata che era stata già registrata tempo fa con il nostro carissimo ospite che a breve presenteremo, ma che per problemi tecnici non era andata molto bene, no? Proprio un problema proprio tecnico più che di contenuto. Sì, non si era salvata proprio la registrazione. Metà registrazione è andata. Esatto, quindi abbiamo deciso ovviamente di rifarla, perché il nostro ospite è un personaggio a noi molto caro, molto simpatico, e quindi abbiamo deciso ovviamente di riproporre questa puntata, ma banda alle ciance, caro Benny, perché secondo me è il momento, no, di introdurlo. Vuoi dire qualche cosa tu? Sì, prima di introdurre il nostro caro ospite, io vorrei dire qualcosa riguardo proprio questa puntata, perché oggi parleremo di YouTube, di popolarità, di successo nelle piattaforme streaming, di intrattenimento, ma soprattutto anche di web in generale. Perché oggi si cerca questa popolarità sul web, caro Sonny? Cioè, qual è l'obiettivo dei giovani di oggi? Che è un po' anche il nostro obiettivo, anche se noi l'abbiamo sempre posto in un modo molto più elevato, perché noi abbiamo sempre detto, anche nella nostra puntata pilota, che tra l'altro è una delle puntate più visionate nel nostro podcast, paradossalmente, nonostante faccia abbastanza cacare anche come qualità e anche come contenuti. Però dobbiamo capire questo aspetto, cioè dobbiamo riuscire a sviscerare la mente umana per cercare proprio questa sorta di narcisismo che c'è dentro ognuno di noi, perché noi tutti vogliamo la popolarità, noi tutti vogliamo il successo, e il web ci permette di avere questa vetrina gratuita. Gratuita, esattamente. E quindi, bando alle ciance, caro Benny, è il momento di presentare il nostro carissimo ospite direttamente dalla Puglia, il nostro caro Pantatuber, carissimo. Un buon pomeriggio a tutti voi, un buon pomeriggio a Sonia, Benny e a tutti gli amici ascoltatori. Ciao carissimo, come stai? Come stai, caro? Bene, abbastanza bene, fa ancora caldo qui in Puglia, a Bari. Io sono di Bari, sembra veramente di stare ancora in estate. Ma scusami, ma tu prima di introdurre un po' la tua persona e quello che fai nel web, perciò come hai passato queste vacanze, caro Panda? Ti sei divertito? Hai sguazzato? No, allora, io sono andato a fine luglio un po' in viaggio, sempre perché c'è stato il pericolo per il Covid, esatto. E c'è ancora il pericolo per il Covid. Esatto. Sono andato un po' in Umbria, ho fatto Spello, Spoleto, Terni, Narni. Insomma, mi sono impegnato in questo. Sono zone bellissime, però per andare in estate no, perché fa molto caldo. Purtroppo io in estate sono abituato ad andare in montagna, quindi in Trentino, in Friuli Venezia Giulia, solo che avevo sentito all'epoca, a fine luglio, che ci sono stati i contagi pure là. Ma scusami, veramente sono regioni in cui non c'è molta affluenza, ecco. Ma la domanda è, ma com'è che un pugliese, perché noi siamo siciliani, quindi siamo comunque cugini, carissimo, d'estate va in montagna quando in Puglia c'è... Perché io ho un po' di problemi miei, sono un po' asmatico, ma sono allergico, quindi andare in montagna per me significa tornare a vivere. Esatto, perché col caldo non sto molto bene. Però una domanda lecita, caro Panta, giusto? Perché come sappiamo in Puglia c'è un mare, comunque una meta estiva veramente incredibile, caro mio, giusto? Certo.
E allora, ma andiamo. Ma c'è Otranto, ma c'è Gallipoli, Ma c'è guarda, Polignano Mare. ma guarda, caro Pante, io sono stato a Otranto e sono rimasto piacevolmente sorpreso. Un posto incredibile, oltretutto uno dei borghi più belli d'Italia. Questo diciamo ai nostri ascoltatori, proprio nella punta del tacco dello Stivale, no? Proprio nella penisola salentina. Posto veramente magico. Invito tutti ad andare. Ovviamente per ora c'è il Covid, state fermi dentro e non muovetevi. Sì, soprattutto per i contagi, perché ce ne sono in Puglia, siamo a 1900. Ma scusami, Sonny, scusami, no, io però devo interrompervi, ragazzi, perché qui, Prego. qui è sbagliato, ragazzi, Cioè? perché... Ma con chi stiamo parlando? Ma a me non interessa, perché il io non Panta- conosco il caro Panta, nel senso, ovviamente io lo conosco, ma io rappresento un po', ecco, lo spettatore stronzo, no? Quello che dice, ma chi è questa persona? Scusate. Ma lo sapete qual è il bello? Che noi abbiamo fatto invece al contrario. Mentre prima di solito facciamo nella presentazione e poi parliamo un po' del più e del meno, questa volta ho voluto fare al contrario, perché già io col Panta ci conosciamo, quindi è come se stessimo parlando su del più e del meno. Quindi Poi ho visto anche i like su Instagram, Chiaro, anche sulle storie. Io sono molto social. Chiarissimo. E siccome sono molto social, ho voluto creare un mio canale YouTube. ecco, infatti, dici cosa fai, carissimo. Super. Dici cosa fai. Allora, io studio la legge, cioè giurisprudenza a Bari, e conto di arrivare presto a laurea, un annetto, perché comunque gli esami di giurisprudenza sono difficili. Esatto. Poi io non ho aiuti, raccomandazioni, quindi sto mirando al massimo, quindi sto mirando al 110. Fai bene, Semmai forse anche alla lode, alla 110 lode. Ovvio. E per il resto ho compiuto un mese fa circa i miei 24 anni. Volevo organizzare uno stappo in centro a Bari, solo che c'è stato il problema per il Covid, proprio perché c'è stato il divieto dei assembramenti. Esatto, Io avevo invitato in 20, dovevo venire in 20 persone, solo che non volevo mettere a repentaglio o in pericolo, tra virgolette, un difficoltà a nessuno, quindi ho annullato. Hai fatto bene. Sì, Panta, ho capito, Panta, ma scusami, ma tu cosa fai nella piattaforma Ora ce lo dice. video per eccellenza? Cioè, Benny, io voglio capire esattamente allora, quali io sono i tuoi ho contenuti, iniziato- caro Panta. Quali sono i Sì, tuoi comunque contenuti? io ho iniziato a fare delle imitazioni delle canzoni che erano in voga, che anche adesso sono in voga, cioè Banda di Anna, c'è Auto Blu di Shiva, poi ho collaborato insieme a Lupi Negvi per delle canzoni. Come è stato il mio saluto. Aspetta, Panda, ti fermo. all'inizio di questa intervista. Sì, ti fermo un attimo, caro, ti fermo un attimo perché ora, come l'altra volta, carissimo, io vorrei che comunque tu dia il tuo contributo canoro in questa puntata, perché anche l'altra volta avevamo, avevi fatto due canzoni, uno un po' più, chiamiamola pop, rap, no? Più moderna, se così possiamo dire, trap, esatto, e l'altra invece con delle sfumature un po' classiche che a me è piaciuta tantissimo, devo dire la verità, più dell'altra, anche se l'altra è veramente carina. Dicevi avevi fatto delle cover, però diciamo subito ai nostri ascoltatori, questo tuo esordio in puntata, questo ho ho ho, che cos'è? Da dove nasce? Allora, nasce perché, e poi questo lo dico alle persone che ovviamente non mi conoscono, ma nasce perché un mio amico ad una festa di mai laurea ha detto: perché non impari a fare questa mossa, ovvero e io comunque non ho avuto molta difficoltà e l'ho imparata. E non è come molti hanno sempre detto: vabbè, ma tu sembri Babbo Natale, esatto. Merry Christmas, ma non è così, è una espressione di stupore. Come uno direbbe: vabbè, noi a Bari abbiamo un intercalare un po' brutto, sì, ma si dice no. Cioè, è come uno direbbe mo, invece di dire mo, che comunque è brutto, si dice Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire in barese questo intercalare? No, sì, ma significa, cioè, io sono molto entusiasta. No, Ok. significa stupore. Vabbè, ha vari significati. Il primo è lo stupore, il secondo ora. Infatti molti attori anche a Roma ho sentito dire, cioè, ma andiamo a fare una pizza mo'.
cioè ora. Ok. Scusami Panta, io voglio capire una cosa. Però io ho voluto Panta, dare un'accezione di stupore. ho capito Panta, e questo è molto bello, devo dire. Però io voglio che tu risponda alla domanda che è un po', ecco, il titolo di questa puntata, caro Panta. Quindi concentrati e voglio capire bene questa cosa. Allora, Aspetta, però la domanda hai hai capito qual è la domanda? Cioè la domanda è... Certo, io ho sentito l'ima inizio, perché uno si vuole creare un canale YouTube, Esatto. cioè in che cosa cerca la sua popolarità, è questa. Esatto. Perché allora, ti spiego, io voglio fare una premessa prima, perché è chiaro che quando voi ascoltatori, ecco, vi accorgete sicuramente che tutti i vari personaggi che riscontrate nel mondo del web in qualche modo hanno un plus che può essere anche positivo e negativo. Noi sappiamo tutti che il trash va tantissimo. Perché? Perché chiaramente il pubblico vuole vedere le persone peggiori rispetto a loro stessi, cioè nessuno vuole vedere chi è migliore di se stessi. Proprio Esatto. non a caso appunto il trash è uno dei, diciamo, capisaldi dell'intrattenimento youtubiano, ma anche in generale del web. Quindi a questo punto mi viene da pensare che un po' tutti coloro che bazzicano su queste piattaforme, compresi anche noi per certi aspetti, hanno degli elementi un po', ecco, di quasi eccentricità, no? Cioè sono delle persone, e ripeto, anche noi per certi aspetti, ma in qualche modo non voglio tirarmi fuori da questo elenco, comunque da questa categoria, e diciamo sono sempre persone che risultano un po' al di fuori della massa, non vanno molto spesso a seguire gli schemi classici della normalità, tra virgolette, no? Quindi c'è anche un po' di, come dire, eccentricità. sì, a parte questo, ma anche un po' di voler a tutti i costi condividere la propria pazzia nel mondo, no? Cioè, quasi quasi c'è un po' di narcisismo alla Joker, possiamo dire. Quindi mi chiedo, ma tu cosa stai facendo? Perché hai deciso di mettere la faccia in tutto questo percorso che hai deciso appunto di intraprendere, anche esponendoti mediaticamente con diciamo ospitate in podcast molto blasonati come lo stesso Cerbero, in cui tu hai partecipato in modo molto attivo. Quindi ecco, voglio capire come? Sì. In questi giorni è stato bannato, sì, lo sappiamo, vabbè, ma questo ci interessa relativamente. Noi vogliamo capire perché tu stai facendo questa cosa, qual è il tuo obiettivo, qual è la tua mission, qual è il tuo target, caro Panta. Allora, io sì, sono in parte d'accordo con ciò che hai detto tu, cioè che uno vuole essere eccentrico, ma allora in realtà io non sono una persona eccentrica, io ho un carattere molto espansivo, cioè mi piace stare con gli altri, mi piace uscire con molte persone, anche se in realtà, lo devo dire in maniera pubblica, non sempre ho inviti, quindi purtroppo esco sempre con le stesse persone. Vabbè, ma anche... Ma guarda, Panta, anche noi, attenzione, vedi che noi, fai conto che abbiamo un gruppetto di 10 amici. Il mio obiettivo è mettermi in mostra, ecco. Esatto. Ma perché? Perché? Per ottenere che cosa? Per ottenere che cosa, caro Panta? Per ottenere il successo no, per ottenere una maggiore considerazione, ecco. Perché tu hai comunque delle cose da comunicare, stai dicendo questo. Sì. Ma quindi tu ritieni... un canale di YouTube scemo. No, non sto dicendo assolutamente questo. Così in mostra senza un perché. No, almeno esatto. So così. Esatto, però... Nel senso, io non sono scemo. Voglio mettermi in mostra con qualcosa che può acchiappare gli altri. E quindi ho pensato, quale migliore occasione o modo, se non provare a mettermi in gioco con la musica. E questa è una cosa nobilissima. Il canto. Esatto. E allora penso che sia andata abbastanza bene. Esatto, ma guarda, non ho esperienza in questo campo. Guarda, Panta, se posso dire il mio pensiero, da quando io e Benny siamo entrati noi in questo mondo, tra virgolette, dell'intrattenimento, nel nostro caso audio, da poco video. Tu sei invece in una componentistica, diciamo, maggiormente ovviamente video, anche perché diciamo ai nostri ascoltatori che tu hai iniziato con delle cover musicali, ma hai fatto anche tanti altri video successivamente. Sì. Però in realtà adesso per le canzoni è un po' difficile, perché sulla collaborazione che avevo prima, adesso non so perché, ma non la ho più.
perché Di quale stai parlando? YouTuber, adesso si sta dedicando ad altre persone. Ah, ok, vabbè, E consideri. impegnato in altro, ecco. Ma infatti, Panta, guarda, se posso darti un consiglio, secondo me tu devi cercare sempre di avere la tua individualità e cercare di Sì, muoverti sì, da sì. solo. Se poi riescono a fare dei featuring, delle collaborazioni, sempre meglio. Però il Sì, consiglio... perché molti, sì, sicuramente, io non ho certezza, però so il pensiero di molti altri. Siccome ho iniziato questo canale YouTube facendo delle canzoni, pensano che io debba fare sempre canzoni ogni giorno. Ma io ho Esatto. spiegato a molti amici che mi sono più accanto che uno può iniziare con le canzoni, ma poi può anche fare altro, insomma. Esatto. Infatti ho fatto dei video molto belli, molto intellettuali, con il pensiero sull'11 settembre, la bella spiegazione. Io avevo 5 anni all'epoca, del 2001. Quindi ho detto un mio pensiero, cioè è iniziato col canto, è iniziato facendo delle cover, però dal momento che questo supporto per il momento non c'è, sto pensando a queste altre cose e sto andando avanti, ecco. Chiaro, Panta. Adesso non so se bene o male, però... No, ma guarda, avanti, sto andando ma avanti. secondo me, guarda, il bene o male non è strettamente correlato al gradimento del pubblico, nel senso che non per forza, questo te l'avevo detto anche l'altra volta, il gradimento del pubblico, che viene espresso in questo caso in like, in visualizzazioni, in iscrizioni al canale, non è necessariamente un sintomo, un metro di qualità. Fai conto che con Benny noi lavoriamo da gennaio. E comunque, essendo delle puntate con degli argomenti anche impegnati, sociali, culturali, eccetera, eccetera, ovviamente rispetto a quello che potrebbe essere delle reaction a Temptation Island, ti faccio un esempio, non le sto criticando, ma è una forma di intrattenimento, la crescita è molto più lenta perché la gente preferisce sempre dei contenuti un po' più leggeri. Ma noi ce ne sbattiamo, cosa devi fare anche tu, perché abbiamo un nostro progetto. Quindi il consiglio che io ti do è che, se posso nel mio piccolo, dare, perché veramente Prego. entrare nell'intrattenimento è veramente complesso, ci metti la faccia, sei sempre sottoposto eventualmente a critiche, commenti, eccetera, Vabbè, eccetera. ma su quello sono molto abituato, perché come ho detto all'inizio sono molto social. Esatto. Quindi io avevo prima di Instagram, ho ancora tuttora un profilo su Facebook. Ma ad esempio che critiche ti siccome fanno? Scusami, mi volevo Panta. far conoscere anche su Facebook. Panta, scusami. Ogni volta piatti. Panta, molti scusami, mi ma ad prendono in giro, esempio, sì. Panta, ma ad esempio che critiche ti hanno rivolto, diciamo, nel passato o anche attualmente? Sì. Quali critiche, ad Cosa? esempio? Ad Non esempio, si quali riesce a critiche ti sentire hanno bene. mosso? Dimmi. Dico, ad esempio, quali critiche ti hanno mosso in passato da No, questo nel punto di vista? senso che, ma che io non mangio sempre da un hotel da 4 stelle, su un chef stellato, ma mangio cose molto semplici. Vabbè, ma questa non è una critica ai tuoi Pasta. contenuti alla fine. Queste No, allora, contenuti no, tu però devi quando riuscire, stavo caro facendo Panta, altri scusami, mi dà fastidio. Panta, tu devi Ecco. riuscire a separare i commenti e le critiche sterili da quelli Sì. costruttivi, quelli che ti possono Certo, far crescere certo. anche Ma artisticamente. infatti io Quindi sono tu molto devi cresciuto in effettivamente questo rispetto a prima. avere questa Sì. capacità. Ovviamente si acquisisce col tempo, con magari, ecco, Certo. anche una Uno consapevolezza. diventando più grande, Esatto, diventa diventando più grande responsabile. ti diventa più responsabile, certo, assolutamente. Poi ovviamente riguardante la critica sui contenuti, quella è appunto una scelta tua artistica, perché tu in qualche modo nel tuo piccolo stai contribuendo ad accrescere quello che è l'intrattenimento youtubiano, quindi diciamo che alla fine è tutto grasso che cola, No, cioè... ma io allora per le persone, per le critiche buone accetto, però queste critiche erano insulti. Io anche l'altra volta ho detto un conto è criticare, un conto è insultare. Cioè se la critica deve essere Esatto. una invettiva contro me, no, io non accetto. Ma come non accetto io, non accetterebbe chiunque. Esatto, Quindi- hai ragione, carissimo, assolutamente. La criticità, tra virgolette, Quindi io sono molto sincero, schietto. Fai bene, carissimo. Però comunque è un passaggio obbligato. Caro Panta, Panta, scusami. Panta, Sì, scusami, prego. comunque sappi che questo è un passaggio obbligato, nel senso che chi è che decide di intraprendere questo percorso di, tra virgolette, ricerca della fama attraverso i social, attraverso il web, deve appunto considerare anche la critica, quella anche più becera,
come un passaggio obbligato e noi comunque ci stiamo passando in qualche modo. Ma io siamo arrivati secondo me un tot della puntata dove per spezzare la tempistica Sì, esatto. è il momento della prima, secondo me, della prima canzone del Panta, che secondo me, a mio avviso, dobbiamo fare come l'altra volta. Ho ho ho, io sparerei subito. Sì, esatto, quindi adesso io annuncerei al nostro pubblico la hit più celebre effettivamente del nostro caro Pantatuber, che ha raggiunto quante visualizzazioni questa canzone, caro Panta? 5.004. Ah, dai, abbastanza, ottimo. Sì. Bene, Beh, e allora... sicuramente poteva raggiungere molte più visualizzazioni, secondo me. Comunque, Guarda, ti lasciamo su il 5.000 microfono e sono il palcoscenico, contento. caro Panta, quindi Quando prego, vuoi, questo è il tuo spazio canoro, via. Sono Pantatuber, sali sul mio Uber, ti offro uno strappo e nel frattempo rappo ovunque io approdo. Io sono sempre a modo, aggiustati il colletto e prova a fare il nodo. Io so fare un gesto con cui ti meraviglio e lascia stare il resto che io te lo sconsiglio. La mia non è una legge ma una costituzione, usa ho 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 con la giusta intonazione, alza lo sguardo, intona la voce ho ho ho. Oh oh oh! Oh oh oh! Mano, fai 3 movimenti ho ho ho. Oh oh oh! Alza lo sguardo, intona la voce ho ho ho. Oh oh oh! Alza la mano, fai 3 movimenti ho ho ho. Oh oh oh! Ritornello. La 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 la. C'è la seconda parte adesso. Io sono un esperto delle donne, come un listo che passo alle colonne. L'amore carnale dura solo qualche mese, ma se si sei spirituale come un valzer venese. Io voglio un amore che sia giusto, una donna che rispetti il mio gusto, proprio non mi va, oh, proprio non mi va, oh, oh, proprio non mi va la disumanità, oh, oh, oh. Bellissima, caro, un applauso al Panta! Allora, che è stata fatta a cappella, Esatto. è come si dice, è come si dice in Sicilia, caro Panta, a coppola di picchia! Comunque, a parte lo scherzo, caro Panta, guarda, tu hai detto nell'ultima, diciamo, parte della canzone che hai, diciamo, dei gusti specifici riguardanti le donne e parliamo proprio di questo, cioè il successo in qualche modo di YouTube comunque permette anche di approcciarsi in modo molto più con risultati positivi con il mondo femminile, perché lo vediamo, diciamo, ovunque, anche lo stesso che Rovazzi è riuscito a fidanzarsi con non mi Perché ricordo- che problema ha con- Rovazzi? non lo so, comunque è un magrolino, magari potrebbe sembrare... Vabbè, non è bellissimo, cioè adesso non è che voglio parlare male. No, Dissing a Rovazzi, ovviamente, attenzione, però per cioè, dire, per il solo fatto che abbia la skin su Call of Duty per me va tantissimo. Però, caro Panta, voglio sapere questa cosa, quindi quali sono i tuoi gusti in tema di donne e soprattutto se questi follower o comunque questo successo che hai avuto attualmente ti ha permesso di raggiungere anche il gentil sesso in modo molto più, diciamo, con risultati positivi, ecco. Sì, ma io allora, a prescindere, prima di voler intraprendere questa nuova sfida di YouTube, comunque io non ho mai avuto grandi difficoltà, cioè ho sempre parlato come sto parlando con voi, sì, però in realtà è un successo molto, cioè finisce, ecco, non ho visto delle nuove cose. Sì, sicuramente avrò conosciuto altre persone, però in sostanza, cioè, ero singolo e sono rimasto single. Cioè, non è che grazie al canale YouTube ho trovato una fidanzata. No, ma infatti l'obiettivo non è trovare la fidanzata, caro Panta, il punto proprio, è no, riuscire a non ho mai cuccare. avuto delle grosse difficoltà. No, lo so, sto scherzando, caro Panta. Ma dico, da questo punto di vista tu hai proprio dei gusti in fatto di donne, non so, preferisci un certo tipo, una certa tipologia. Sì, sicuramente cioè. deve essere bella, cioè, ma non bellissima. Comunque bella, intelligente, simpatica. Diciamo che tu madura. dai più spazio alla persona, perché comunque, nel senso, al carattere,
o Sì, sì, Ti assolutamente. basi No, no, esclusivamente io non sono una sull'aspetto persona, ecco, io non sono un tipo che vede come vedrebbero tanti altri uomini, il seno, il gluteo, io vado anche oltre. Cioè vedo se questa persona è in grado di parlare, di tenere un discorso, cioè deve essere invogliata anche a stare con me, perché se uno la deve vedere solo con aspetto fisico, secondo me cioè, Esatto, la Questo cosa ti fa onore, sinceramente, lo possiamo arriva dire. solo a un rapporto, sì, per una sera o per 2 sere, per un mese, ma poi finisce tutto. Esatto. Infatti la canzone se uno fa attenzione al testo, io dico l'amore carnale dura solo qualche mese, ma se è spirituale come un valzer venese, Esatto, questa è una bella strofa. Questa è una bella, una bella parte di e canzone. si ricollega a questo, si ricollega a dire che appunto io sostengo che l'amore carnale dura poco, cioè c'è attrazione fisica. Ma dopo Sonny, ma questo terremoto, scusa, in questo momento c'è un terremoto. Che sta succedendo, Sonny? Sta succedendo, scusate ascoltatori, ma questo rumore che diciamo ci troviamo a quell'ora del pomeriggio e che richiede quello sprint in più, ovvero il buon e sano caffè, e quindi la mia Ma tu lo ragazza... allunghi con la codeina o sbaglio? No, assolutamente no, mi dissocio da questa cosa e la mia ragazza appunto ha acceso la macchietta del caffè, che praticamente questa mia macchinetta ha un rumore simile a quella di un trattore Fiat degli anni '80. Esatto. Quindi Panta... No, proprio. Esatto, volevo Sì. dire che i testi ovviamente delle canzoni le scrivi tu, chiaro? Li scrivi... Sì, vabbè, il testo, siccome non ho esperienza, cioè non sono un compositore, mi sono fatto aiutare. Vabbè, però io posso dire che Mogol può accompagnare solo? Ma guarda la parte... Vabbè, ma io sono molto umile, non mi voglio mettere sul piedistallo. E fai Quindi bene, carissimo, ma lo so comunque benissimo. ci sono dei pezzi appunto alle strofe sono veramente interessanti, ancor di più che gli ascoltatori a breve, quando ascolteremo la seconda canzone, lì secondo me ci sono dei riferimenti veramente eccezionali, comunque dei testi che senza esagerare, cari ascoltatori, sono sicuramente più profondi e più interessanti di molta scena, no? Rispetto alla scena Non so se musicale. stai dicendo trap. di molta shit, penso No, che stai dicendo. sì, di molta shit. Comunque, guarda, molta il genere trap. Facciamo un esempio classico, no? Che come sappiamo non brilla per quello che può essere il contenuto del testo stesso, ma si parla più che altro di un concetto di musicalità, di beat, di timbro vocale. Quindi in questo caso il testo non è importante, cioè è importante, ma non è fondamentale per questo tipo di musica, no? In questo caso invece le tue canzoni, soprattutto la seconda, vediamo che hanno una ricerca maggiore per quanto riguarda appunto il testo, oltre che per appunto la sonorità. E caro Benny, se non avevi altre domande, io direi di andare a questa seconda Sì, canzone. e poi ovviamente io vorrei continuare a bombardare il nostro caro Panta di domande sempre attinenti al tema della puntata, perché non dobbiamo mai perdere questo topic. Certo, Quindi, ma io penso di avervi dato già in parte una risposta. Chiaro. Cioè, ancora non io abbiamo mi concluso sono però, caro creato un Panta. canale YouTube Adesso per arriva essere un po' la conosciuto. ciccia. Allora, Sì. quindi io direi passiamo alla seconda canzone e Quale? poi appunto continueremo Perché con le non fate, domande. c'è Sfera e Basta, c'è Bando di Anna. No, io dicevo, No. io dicevo, caro Panta, la seconda canzone, quella lirica, no? Esatto, Ah, esatto. quella su Paradiso. C'è chi Esatto, ama la Esatto, ricchezza. vogliamo delle Ok. hit esclusive. Esatto, quella nuova che avevi fatto. Perfetto. Vai. Sì. Allora vado, Vai. c'è chi ama la ricchezza e vestirsi come un re, c'è chi non vuol fare niente, non gli va di fatigar, c'è chi parla sempre troppo, ma non sa dir la verità, poi critica ogni cosa, non c'è nulla che va bene, ma per me, non va, non è quel che piace a me, paradiso, preferisco il paradiso. Paradiso. Se
se tu vuoi essere grande, puoi salire fino al cielo, far di questo un verbo che deve essere chissà che. C'è chi ama la carriera tra litigio e di là che vuole aver sempre successo ed onori in quantità, ma per me non va, non è quel che piace a me. Paradiso, paradiso, preferisco il paradiso, 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 na 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 na, paradiso, paradiso, preferisco il paradiso, 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 paradiso. Oh, ma è Grande bellissima! Paca! Oh, ma è assurda! Aspetta, ma non me la ricordavo questa. Allora, posso dire una cosa? Questa, In pratica, ma questa l'hai inventata tu tutta? no, di diventare, no, io non ho inventato nulla in realtà, perché È una cover? una colonna sonora di una fiction Ok. di Gigi Proietti del 2013 che raccontava la storia di San Filippo Neri. Ma l'altra volta, caro Pante, mi ricordo che ne avevi fatta Santo. ancora un'altra. Sì. Che, com'era? Aspetta, era sempre con questa liricità, ma non era Paradiso. Il cielo. Il cielo, il cielo. Ah, ok. Aspetta, Vabbè, però questa la facciamo mettiamo alla in fine, conclusione. alla fine. Allora, posso dire una cosa? Secondo me, caro Panta, tu quando canti, diciamo, assumi proprio una tonalità e un modo di parlare completamente diverso rispetto a quando ti interfacci soltanto verbalmente. Perché? Questa è una cosa che accomuna comunque molti cantanti, nel senso che magari quando discutono normalmente hanno magari un po' di difficoltà a parlare perché comunque è difficile, cioè noi abbiamo questo podcast già da gennaio, ma prima che siamo riusciti a scioglierci letteralmente già è passato un po' di Ce n'è tempo. voluto. Esatto, Penso, quindi sì. secondo me proprio quando canti è come se si annichilisce completamente un po', ecco, il tuo modo di parlare anche un po' goffo a volte, no? Però questa è una cosa Sì, stupenda. perché io poi allora io quando devo andare anche ad un appello, ad un esame, ma se so una risposta parlo tranquillamente, però siccome io non so una domanda prendo un po' più di tempo rispetto a normale, ecco. Vabbè, Comunque, l'importante penso è comunque di arrivare darmi- al dunque poi alla fine, ecco, quindi Sì. questo è l'importante. Va bene, allora io continuerei con le domande, caro Sonny, cioè passerei al discorso legato al futuro, nel senso, tu adesso probabilmente hai in questo momento una crescita graduale, no? Molto lenta, Sì. un po' come l'abbiamo Come anche tutti, noi, come come tutti. Poi a un certo punto, ecco, il Vabbè, successo... siamo giovani, No, cioè vabbè, è se uno chiaro. ha 24 anni deve sembrare Ah, un assolutamente. Poi cinquantenne, comunque non ha considera senso. Panta che è normale tutto ciò, nel senso che a un certo Sì. punto arriverà quell'evento, quella partecipazione, quella collaborazione che ti farà fare il botto e poi da lì in poi tutti cominceranno comunque a conoscerti nel bene e nel male e quindi poi arriva il cosiddetto successo. Queste sono le fasi tipiche, è un po' quello che ha avuto anche, Sì. non so, uno dei mostri sacri di YouTube Italia, come lo stesso Yotobi, cioè Yotobi aveva iniziato con degli esordi molto, tra virgolette, scarsi a livello di qualità tecnica, però i contenuti ci sono sempre stati, quindi è vero che quello era un periodo idilliaco per i creator di allora, perché è chiaro che quando hai poca concorrenza è molto più semplice, diciamo, emergere. Nel nostro caso, ovviamente, avendo veramente ormai a che fare con tantissime persone che ogni giorno cominciano, ad esempio, un podcast, è difficile poi riuscire a fare il botto. Nel tuo caso, tu ti aspetti, ecco, di arrivare a fare questo famigerato boom? Oppure comunque ti mantieni sempre basso e vuoi sempre volare comunque con... Se andate a vedere ora Sì. sulle iscrizioni sono un po' scese, infatti non sono più a 2002, sono a 2150. Ah, vabbè, Quindi 50 vuol dire persone. che forse molti non lo so, forse si aspettavano molto altro o molte cose in più sulle canzoni.
Quindi sì, ma in realtà è una scommessa questa che ho fatto. Esatto. Cioè, se può andare bene va bene, altrimenti ma niente, ho provato a fare uno youtuber, perché in realtà non prendo soldi, perché molti pensano, vabbè, ma sei arrivato a 2000 iscritti, puoi incominciare a prendere qualcosa, no? Perché ci vogliono molti più iscritti, no? Ci vogliono 5.000, 6.000. Anche di più, quindi, anche di più, anche di più, carissimo. Anche di più. Ma guarda, Quindi, purtroppo per soldi non prendo nulla. Se posso ancora, darti... perché gli iscritti sono molto pochi e le visualizzazioni sono anch'esse sono diventate poche. Sì, però guarda, Quindi, se posso dire, caro Panta, come abbiamo parlato qui anche con Benny nel nostro progetto, eccetera, eccetera, credo che la crescita sia, come diceva Benny, appunto una cosa che si sviluppa negli anni, nel senso... Quando abbiamo incominciato, Benny mi ha detto, guarda, noi prima che incominciamo comunque ad avere un numero di visualizzazioni, eccetera, eccetera, ci vorranno almeno 2 o 3 anni. Io ho detto, sì, vabbè. In realtà mi sono reso conto che è così, per il semplice fatto che, come diceva Benny, molte volte appunto il boom viene dopo tanto, ma questo anche per Ma le viene canzoni. anche casualmente, Anche tra per le certo, canzoni, certo. molte volte... Sì, però io adesso mi sto impegnando per lo studio. Tu Quindi infatti, guarda, su Panta, YouTube, se posso pubblicherò dire... qualcosa di interessante, ma ogni volta ogni tanto. Sì, se posso dire, lo sai Sì. quale può essere anche la tua fortuna, che reputo anche sia la nostra, mia di Benny, cioè che noi abbiamo comunque un altro progetto da un punto di vista lavorativo che sono le nostre Certo, professioni. certo. Stessa cosa che fai tu, perché tu ovviamente ricordiamo che studi giurisprudenza, quindi il tuo obiettivo è quello Giurisprudenza. di entrare nel mondo dell'avvocatura, quindi se io fossi in E te... non solo, anche per i concorsi. Esatto. Ovviamente se poi devo vincere il concorso, ma tutto questo che ho ora, non lo so se lo porterò Vabbè, questo poi Vabbè, vedrai, ma tu poi infatti vedrai. quello che farei io è comunque concentrarmi al 100% su quello che è lo studio in primis e quello che è la professione futura e vedere questo mondo di YouTube dell'intrattenimento come uno sfogo, come un hobby, come un allenamento anche Sì, che può hobby, essere. Poi se infatti, viene, viene. sono un hobby per Sì, me. sì, se viene, viene, se non E viene, ricordati, sticca. e ricordati Appunto. sempre, caro Panta, che Sì. ad esempio, guarda, devi considerare quando tu fai le tue cose, quando tu crei i tuoi contenuti, devi tenere in mente questo esempio anche per rincuorarti. Ossia, hai presente la canzone diventata popolarissima grazie al meme i neri che ballano con la bara? I cosiddetti dancing Sì. coffin? Questa canzone, Sì. quella ta tarara ta ta tarara tarara tararara. Perfetto, questa di qua, Sì. questa canzone praticamente ha tipo 5 anni, quindi Sì. è esplosa nel 2020 per un fatto totalmente casuale, Esatto. per TikTok, come ad esempio molte altre canzoni di TikTok tra l'altro. Quindi pensa a questa cosa, una canzone così bella, perché comunque obiettivamente è una Esatto. canzone orecchiabile, anche un po' da discoteca, ci sta, è diventata famosa così per caso. Esatto. Quindi ricordati sempre che il boom arriva all'improvviso, sempre per eventi casuali, quando meno te lo Spero, aspetti. sì. Però ovviamente uno deve metterci prima del suo. Ma comunque ragazzi, siccome ci stavo avvicinando alla fine, io vorrei subito far fare al Panda l'ultima canzone, Il cielo, una delle più belle. Va bene. Quindi è arrivato il Vado. momento, 3, 2, 1, via! Esco, sono in strada, me ne vado da qui, prendo la mia giacca e la cravatta poi via. Ho un poco freddo e paura, ma so che c'è il cielo lassù. Passo dopo passo mi allontano di più. Battito e respiro mi accompagnano. Ho un po' paura, ma so che c'è il cielo lassù. L'acqua e la terra si inchinano a tanta infinita potenza. E tu dove sei tu? Na 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 na. E tu dove sei tu? Esco dentro il cielo, ciò che resta di me stesso, sento il petto che si alza, orgoglioso verso il sole. Adesso me la ricordo. Porterà a una notte che verrà, mi scalda e mi trascina, mi scalda e mi trascina.
come le stelle senza padrone, guardiamo in alto le costellazioni, e come il vento che ci accarezza, ed uno sguardo verso la purezza, sotto il cielo che prende e che dà, ogni notte diversa sarà, ognuno vede quello che gli va, e la sua passione resterà. Ecco. Grande! Poesia in movimento! Poesia in movimento, ecco, questa, come dicevamo ai nostri ascoltatori, da un punto di vista del testo, appunto, ha delle chicche veramente apprezzabili. A me è piaciuto tantissimo. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che potete andare a vedere il video. C'è ancora il video su YouTube? Stanno ancora i video. Se volete, potete iscrivervi. Vai. Sponsor, vai Panta. Fai il tuo spam, Fai il tuo vai. spam, dai Panta, spammiamo tutto. Spamma tutto. Allora il mio motto è: miro a pubblicare sempre il meglio di me stesso. Eccolo. Esatto. Quindi dove possono seguirti? Mirando a pubblicare il meglio di me stesso, pubblico solo cose che mi piacciono o che comunque so fare. Esatto, ma come possono trovarti appunto i nostri ascoltatori su YouTube? Allora, i vostri o i miei anche, tra un po' penso, Sì. ascoltatori, mi possono trovare col nome il spazio Pantatuber. Ricordiamoci che il tuo nome deriva dal fatto che tu come di cognome fai Pantaleo. Il mio cognome vero è Pantaleo. Tipico pugliese. So di chiama Bari. il nome? E quindi ho fatto unione, cioè Pantaleo ho abbreviato in Panta, Sì. e poi tuber, cioè su YouTube. Ma Esatto. scusa, ma di nome come ti chiami, Panta? Perché ti ho chiamato sempre Sono Luca. Luca. Ah, ok, però per me è il Panta. Cioè, Per me è Il Panta. Panta, sì, ma molti anche a Bari mi conoscono. ovvio, ma Mi- guarda, con questo Panta nome. è un po' come per me Sonny e Benny, cioè io in realtà mi chiamo Santino, nome tipico siciliano proprio dell'entroterra, quello. Sì, Santino, sì, esattamente. E Benny si chiama Bernardo, quindi veramente un altro nome. Un altro nome siciliano incredibile. Comunque, ragazzi, volevo appunto invitarvi tutti ad andare a seguire il Panta perché, come avete visto, come avete sentito in questa puntata, È simpaticissimo, È un ragazzo comunque. veramente Cioè, simpatico, alla mano. questo è chiaro. Veramente onore a tutti coloro che si mettono in gioco per intrattenere su YouTube, su Twitch, Spotify, c'è tutto quello che può essere l'intrattenimento, perché è veramente complesso. Dietro ogni cosa, ragazzi, c'è un lavoro bestiale di Sì, qualsiasi infatti, tipo. c'è molto studio. E quindi. Perché per queste canzoni non c'è solo il testo, ma c'è anche il tono. Esatto. C'è l'intono. Esatto, Anche sulla musica. Io l'ho fatta a pella, però sarebbe bello farlo con una base. Esatto. Una base musicale. Vabbè, questo poi con- sarà, diciamo, l'aumento di qualità che sicuramente un giorno Certo. ricercherai. Ma caro Panta, siamo arrivati alla fine. Ci siamo intrattenuti insieme a sono te. contento, così finalmente L'abbiamo fatta, L'abbiamo caro fatta, Panta, ce l'abbiamo ce l'abbiamo Ogni fatta. giorno comunque mandavo i messaggi. Sì, c'è stato un po' di stalking da parte tua, ma ci sta. Ci Ci sta. sta. Vabbè, dai, perché No, ci sta, hai fatto bene, hai fatto volevo bene. farlo, Ma noi comunque ti avevamo già messo nella nostra lista, quindi, grazie, quindi eri già grazie. previsto. Va benissimo, Panta. E Va bene. allora a questo punto ti ringraziamo e salutiamo sempre i nostri ascoltatori del podcast del Cactus. Io direi un bel ho 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 finale. Ciao a Sì. tutti, ragazzi. Un saluto dal vostro il Pantatuber. Mi raccomando, iscrivetevi. Ciao. Ciao carissimo, un saluto. Ciao ragazzi.